Entro gennaio del prossimo anno i ragazzi che oggi frequentano la terza media dovranno scegliere la scuola superiore dove proseguire gli studi. Una scelta importante e non sempre facile. In loro aiuto e per rendere questa decisione sempre più consapevole sono intervenute le stesse scuole superiori del Basso Piave con il progetto Orientamento e Territorio. Il progetto è iniziato nel 2002 con un bando della Regione che ha finanziato queste reti di scuole che facevano capo ai territori dei centri per l'impiego, quindi per noi San Donà e Jesolo. La rete è formata da 12 istituti comprensivi e 12 istituti superiori, di cui 5 CFP. E poi ci sono il Comune di San Donà, il Comune di Jesolo, la Confartigianato e la Confcommercio, che sono enti partner del progetto. Fino al 2011 fino al 2011 è stato finanziato dalla Regione e dal 2012 noi abbiamo chiesto di sostenerci ai dirigenti di tutte queste istituzioni. Ai 1285 studenti è stato consegnato un pieghevole che riporta l'intera offerta formativa del territorio. Per una settimana, fino al 15 dicembre, avranno inoltre la possibilità di sciogliere ogni dubbio durante l'iniziativa Scuola Aperta, ospitata dall'Istituto Capofila, il CFP San Luigi di San Donà di Piave. C'è tutto a monte un lavoro di preparazione che viene effettuato su un quaderno di orientamento che era stato progettato e utilizzato ancora quando la rete era finanziata, ma che è stato aggiornato e viene aggiornato continuamente. Ci sono altre iniziative che noi abbiamo messo in piedi, un incontro con le famiglie, questo è importante, anche le famiglie hanno la necessità di sapere qual è l'offerta formativa del territorio e soprattutto quali sono le opportunità successive al termine di questi corsi di studio. Investire nell'istruzione significa investire nelle persone per formare dei cittadini consapevoli che un domani saranno chiamati a fare delle scelte e quindi l'investimento nell'istruzione e nella cultura sono investimenti per il futuro che ci riguardano tutti da vicino. A maggior ragione significa anche aiutare i ragazzi nell'indirizzare la loro scelta secondo le proprie attitudini, a non aver paura del futuro ma anche quindi ad avere degli strumenti utili per affrontarlo. Identificare le proprie capacità e i propri interessi e quindi scegliere la giusta direzione formativa vuol dire credere anche nei propri sogni, con la consapevolezza però che per raggiungerli bisogna rimboccarsi le maniche e darsi da fare. È assolutamente necessario che l'aspirazione metta in campo anche tutta una serie di speranze, sogni da realizzare, sapendo bene però che i sogni non si realizzano senza fare fatica e che la fatica è un passaggio inevitabile che alla fine renderà anche la conquista della meta ancora più apprezzata.